Una vostra opinione su quanto è successo a Milano? Un uomo è indagato per omicidio volontario per aver sparato al ladro che gli era entrato in casa. Voi come la pensate? Che probabilmente se il ladro non fosse entrato a casa di questo signore, a quest'ora sarebbe vivo. Solo questo. Mi dispiace ovviamente, umanamente dispiace, però dico, un pochino forse te la sei andata a cercare. Io se entrasse qualcuno a casa mia per proteggere la mia famiglia probabilmente farei la stessa cosa. Anch'io, io avrei paura. Ora non so se avrei avuto il coraggio, magari mi sarei presa una paura terribile e mi avrebbe fatto lui del male a me, sicuramente. Però se magari in mano mi trovavo vicino qualcosa, io mi difendevo. Non è che l'ha fatto il signore per male, l'ha fatto solo per difendersi. Io avrei fatto la stessa cosa. Non solo la rapina oppure l'uccide, e poi abbiamo problemi con la legge, perché la legge non tutela. Si parla di legittima difesa, no? Certo, decidere della morte di un uomo per legittima difesa è molto opinabile, però allo stesso momento se uno si trova in quella situazione sicuramente c'è pochissimo tempo a disposizione per ragionare e quindi istintivamente, se l'istinto è quello di difendersi dentro casa sua, questo può portare anche senza volontà premeditata all'uccisione di un'altra persona. È un po' delicata la situazione. Io penso che la reazione cambia da persona a persona. Ha fatto bene. Ha fatto bene, che io mi hanno rubato, fino in casa, aveva permesso la mamma, è giusto sparare, che ha fatto il suo dovere. Che io avessi ammazzato Aide e che veniva preso, che uno stava a difendere, non è lui che fa, ne faccio a difendersi. Per me non doveva sparare, prima si doveva accertare se era armato, e poi nel caso. È buono che si difende come meglio può. Chi lo dice che una persona deve andare dentro di me, a casa mia, che deve rubare? Il Signore dice di non ammazzare a nessuno, si difende. Se poi si trova nelle condizioni disperate, che ha mandato tocca mia.